Tommaso, tu hai seminato la tua musica di cinema dalle citazioni Tarantino, Morricone, ma anche, ci metto anche quella sul Dottor House. Che effetto ti fa essere regista e avere un film adesso tuo? Eh, L'effetto è sorprendente, non mi ci sto ancora abituando, ti dico la verità, cioè mi sembra anche paradossale che tu mi ponga questa domanda, ma perché veramente sembra quasi, sì, è come se stessi vivendo, veramente non lo voglio dire un sogno, cioè alla fine è un sogno perché comunque sono un fanatico io di cinema, proprio sono un appassionato folle di cinema. E quindi ritrovarmi da questa parte e non solo da quella dello spettatore mi fa strano, è una sensazione che ti fa sentire strano. No, chi vi scrive i testi, oratori, no, però a parte gli scherzi, è veramente un mondo che sto vivendo che è quasi, non me lo sento ancora mio perché ancora non mi sembra vero. Barbara e Marco, come avete costruito invece i vostri due personaggi partendo dalla sceneggiatura? Perché poi sono molto complessi, in realtà molto più di quanto appaiono anche. Intanto è stato molto bello che Tommaso ci ha messo, diciamo, al tavolo con gli sceneggiatori, che sono Luca Fascelli e Chiara Barzini. E insieme, insomma, prima di girare abbiamo non solo letto la sceneggiatura, ma ne abbiamo proprio parlato, anche proprio scena per scena. Quindi questo già è stato, insomma, è stato un motore per il lavoro che poi sarei andata a fare. No, mi sono immaginata due persone diverse, cioè una Franca di 25 anni e una Francesca di 40. Due persone che avevano, una che aveva dimenticato l'altra, no? Volutamente, cioè che aveva messo un muro a quel passato e che si era messa la sua giacca e quindi lavoro, famiglia, obiettivi, no? Perdendo un po' di vista forse la passionalità della vita, le mattate, anche la possibilità di essere veramente un tutt'uno con una persona, no? Come loro poi riescono a essere, insomma, nel momento del concerto, nel momento in cui si ritrovano, insomma, questo avviene poche volte nella vita con poche persone. Diciamo che stranamente per me, perché comunque sia, solitamente è una cosa che in maniera molto stupida tralascio spesso, è stato molto fisico questo film. Quindi c'è stato proprio un cercare di appesantire il fisico di un essere umano che è stanco. Cioè, dare una stanchezza, creare tra virgolette anche poca voglia di vivere, che quello è stato io sinceramente ce l'ho parecchio anche, questa voglia di vivere, quindi cercare di entrare in quella depressione lì è abbastanza fastidioso, perché poi scopri delle cose che dici, ma caspita, le persone veramente riescono ad arrivare a questo livello di annullamento. È una cosa molto particolare e ho cercato di rubare la camminata di Tommaso. Ci sei riuscito? Non lo so, però... C'è riuscito? Sì. Sì, dai. Io ho provato Lui è un po' stanco, un po'... Ma vediamo la camminata di No. No, ma, Vogliamo fare ma guarda che io, modello... guarda, guarda, questa cosa della camminata me lo dicono in tanti e ogni tanto lo faccio allo specchio e mi dico, ma veramente allora cammino così male? Cioè cammino come se avessi un pannolone, c'è una cosa strana. Ma non per Ma non è vero! non per quello. Comunque comunque è vero, c'è una camminata strana, però bravo che hai studiato questo taglio che non è differente. Ho fatto il film col pannolone, infatti. Incredibile. Senza il pannolone. Grazie mille. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao.